Noi abbiamo deciso unitariamente di avviare una stagione di mobilitazione. Il documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri non è sufficiente a garantire una svolta sui principali problemi del Paese, dal lavoro alla sanità, dalla coesione allo sviluppo. A Mestre, nell'assemblea regionale della CISL, che ha visto riuniti 130 operatori e delegati arrivati da tutto il Veneto, il segretario generale nazionale Luigi Sbarra lancia una mobilitazione definita intransigente, costruttiva e responsabile per avanzare al governo proposte concrete su fisco e lavoro, stipendi e pensioni, sanità. Dobbiamo rinnovare i contratti pubblici. Noi siamo, come dire, un paese che ha le più basse retribuzioni sulla scuola, sulla sanità in Europa. Mancano 70.000 infermieri, quasi 30.000 medici. In questi anni sono stati cancellati quasi 100.000 posti letto. Noi dobbiamo investire sulla sanità. Il sistema economico veneto sta reggendo, eppure da un lato si registra un forte fabbisogno di personale trasversale a tanti settori, dall'altro una vasta parte della popolazione in età lavorativa che rimane senza occupazione. Il segretario generale del Veneto Gianfranco Refosco chiede politiche mirate di accompagnamento verso un posto di lavoro buono, di qualità e dignitoso. Il tema però non è solo quello del salario minimo, ma è quello del salario medio. Cioè qui abbiamo un tema salariale trasversale che non può concentrarsi solo sul minimo orario, ma deve impegnarsi anche favorendo l'azione contrattuale, soprattutto anche a livello aziendale e territoriale, per aumentare complessivamente la massa salariale, perché l'inflazione ha colpito tutti, soprattutto chi lavora con un lavoro fisso, con un reddito fisso.